4.000 uova di cioccolato per rendere più dolce il futuro di chi è in attesa di un trapianto, un intervento che salva la vita. Sono quelle che saranno vendute fino a Pasqua in tutti i punti vendita di una catena della grande distribuzione che in Triveneto opera anche con un intento di responsabilità sociale. Il ricavato della vendita dei dolci di cioccolato andrà infatti all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori di Organi, impegnata nella diffusione della cultura della donazione degli organi. La cultura del dono nasce dalla conoscenza, dalla consapevolezza. Solo il pensiero di 2000 volantini, solo questo, vuol dire che noi possiamo arrivare in 2000 famiglie. Calcoliamo 2 persone per famiglia, 4 milioni di persone. Calcoliamo che in Italia oggi chi ha detto ha espresso una volontà a donare o meno sono solo il 10% della popolazione italiana maggiorenne, per cui questo è sicuramente un veicolo molto importante che ci porterà a raggiungere veramente molte persone. Noi siamo orgogliosi di fare tutto questo, i nostri clienti sono ormai abituati a supportarci in queste iniziative e siamo sicuri che anche questa volta risponderanno nel migliore dei modi, riusciremo a vendere queste 4.000 uova che sono appunto a disposizione in tutti i nostri punti vendita. È un senso importante perché va al di là dell'aspetto puramente commerciale che guida solitamente la nostra azienda e si collega più a un aspetto di responsabilità sociale che la nostra azienda vuole avere nei territori dove opera, quindi non solo fare del commercio il proprio fine ultimo, ma anche sentirsi addosso quella responsabilità importante nei confronti di tutte le persone che poi lavorano e operano e vivono soprattutto nei territori dove noi operiamo. Il trapianto è una speranza di vita. Avere un trapianto oggi vuol dire ritornare a una vita piena, vuol dire che i figli continuano a fare i figli, i papà e le mamme continuano a fare i genitori, alcuni ragazzi che vengono trapiantati in giovane età possono a loro volta diventare genitori e tornano ad essere colleghi di lavoro perché il 90% può ritornare ad essere produttivo nell'ambiente di lavoro e anche voglio dire ad avere una vita sociale piena. Che dire, questo è il miracolo della vita.